forte, guarda questo. Sì, lo so che non è Pornhub. Guarda che stanno trombando nel parco, aspetta. Da qua una roba, vieni giù un attimo, guarda. La mia buona fede del cacchio e magari anche la tua. Quella volta che rimasi a piedi in Austria perché si era staccato un cavo, o meglio il cavo toccava nella cinghia e quindi si era segato, il carattrezzi mi fece, non nel senso cacca ma nel senso fare il passato, ripeto ogni volta per essere chiaro ormai, questo striscio, guarda vedi? Era il carattrezzi chiamato all'assicurazione, quindi sì, potevo approfittare, fammi il paraurti nuovo, che era tutto sì, vissuto. Avrei truffato qualcuno? No, ero nel giusto, cioè io sono stato danneggiato, c'era l'assicurazione di mezzo, cioè esiste per queste cose, quindi vabbè, bisogna, non dico essere bastardi come tutti gli altri, però a volte essere massa buoni, massa onesti non ha neanche senso, tipo in questo caso non aveva proprio senso, c'era l'assicurazione e mi ha fatto il carattrezzi, ero lì davanti, ho visto il danno, cioè non è che mi sono accorto dopo. Vabbè, buona io. È stata una sfilata di auto d'epoca, guarda che bella barchetta che avevo io, la barchetta, guarda, l'auto che avevo io, che ricordi, uguale, identica, stesso colore, stessi cerchi, ciao bello. È passata anche l'auto dei carabinieri, non so se si può fare ste robe, c'era proprio identica con la scritta carabinieri, le sirene e tutto d'epoca. Poi delle forze dell'ordine che anche loro hanno partecipato, perché so di gente che ha fatto sta roba qua. Era la 500, che storiazze, era il cinquino, che bello, che bei ricordi, anche quello ho avuto. E anche la Mini, mamma, quella era una macchina di merda, questa si girava sempre, ce l'avevo verde e bianca, guarda che robe. E dicevo appunto, c'è stata gente che ha avuto queste auto con la scritta carabinieri o polizia, è andata in guai seri. Pensa che addirittura io ce le ho avute per 2 giorni perché le avevo acquistate per sbaglio, premetto, le lucette blu possono essere pericolose, se ti fermano con le luci blu sono veramente cazzi, ma no, le sirene, luci blu in generale. Io le presi su Amazon, pensavo che fosse tendente al blu, di solito blu, guarda che di solito blu si intende, vai cinquino, scendi che la Citroen, quella che si alzava con le sospensioni idrauliche, che storie, l'Alfettone, che bello, oddio a ritmo, quella della mamma di Trevisan e il Diam, pensa che queste auto, no? Oddio, grande 600, grande, quella vale molti soldi, la Fiat 600, vai l'Alfettone, cazzo, anche macchine di un certo livello però, il cinquino, guarda quanti, quella del genere lì, bellissima, grande capo, bellissima, bella, minchia, guarda qua, la 127 di mio nonno, guarda che bella, ce l'aveva celeste, eccola là, che storie, quei cerchi Abarth, bellissimo, che cose, quasi commovente, perché sono le auto che vedevi normalmente da bambino, no? Cioè almeno noi che siamo vecchi. Tu vedi le auto di merda, cioè quelle proprio, le auto del cazzo, cioè guarda, non sono sti capolavori adesso, la 500 di adesso, la 500 Abarth, cazzo è, una macchina da segretarie, voglio dire, queste erano macchine, guarda che figata, che storie ragazzi, bellissimo, te le voglio far vedere tutte, goditele, bello, Alfa Spider in arrivo, dai capo, corri, sversi, dai. Oddio, la bianchina cabrio, aspetta, è la bianchina cabrio questa, sì, quella è Fantosima cabrio, se non sbaglio, sì, pare di è proprio la bianchina cabrio, vabbè, il Z3, vedi, Team Giulia, guarda, anche lui è tanto a rischio, quello dell'ambulanza, se è un'ambulanza sul serio, porto in velocità a fare un altro anello, se vuoi anche tu fare i miei stessi percorsi, come ti dico sempre, seguimi su Komoot, come che si chiama. Iniziamo con una rapidità dell'8%, mi pareva non perdevo il cappello in corsa, là, prova tu capello. Wow, cioè curati, il giro a 360 gradi, guarda. Cioè, che ambientazione, figata. Pensa che è usanza da noi in Veneto, o meglio purtroppo dagli anziani
abbiamo noi qui in Veneto, di farsi i bar personalizzati, no? Sì, sul serio, praticamente ci sono questi gruppi di persone anziani che magari quelli del paese piuttosto che ex colleghi di lavoro eccetera 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 si creano sta baracca, sta zona dove fanno un po' colletta, chi porta il frigo, chi porta questo, chi porta quello, fanno in qualche modo, ognuno si gestisce a modo suo la spesa comune e vanno là, e quello è il bar. Cioè quella è la trincea di difesa contro le mogli rompicoglioni. Qui dice chi vecchi ha fatto la guerra, vedi tu? La guerra è una battaglia continua e a quotidianità, è quasi brutto scherzare su ste robe, però guerra non significa solo morte e sofferenza, ma guerra insomma è anche un po' un eufemismo, insomma che sta a intendere combattimento, astio, no? Quindi tra marito e moglie è una guerra impiantata, da noi si usa dire così. Life was so wonderful, a miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, will they be singing so happily? Oh, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they sent me away to teach me how to be sensible. I vicentini, guarda che salite assurde. Guarda, c'è un cimitero all'aperto, guarda, elicotteri, carri armati, cannoni, controaerei, guarda che figata. Beh, li vedevi anche da giù, però non ti pensavi il carro armato, guarda che studiazze, guarda che posti, guarda che robe, E mi vengono in mente ogni volta sempre le parole all'elicottero della signora e diceva: cazzo, andiamo a perdere tempo a girare tanto il mondo, che in Italia abbiamo un'infinità di cose belle. È il solito discorso, non vuol dire che non bisogna girare il mondo, ma che crediamo di cercare tanto il bello in giro per il mondo quando cazzo ne abbiamo qua. Come per dire, non so, vai in un ristorante che ha 12 tipi di pietanze estremamente buone, tu ne provi 2 delle 12 specialità e poi vai a 200 milioni di chilometri in un altro ristorante per provarne altre, cioè, no, tra virgolette, non ha senso, tra virgolette. Vedi, io ringrazio sempre infinitamente, tra virgolette, l'internet, o meglio le persone, ok, è vero che mettono sull'internet queste cose, però lo strumento con il quale io scopro queste cose è l'internet. Se io non avessi avuto internet, come facevo a sapere, cioè non si vedeva assolutamente in lontananza, come facevo io a sapere che qua c'era questo bellissimo percorso con gli strumenti bellici del tempo e la rocca lì sopra? Come facevo? Ah, bellissima la rocca! Ah sì, guarda, proprio bea, sì, guarda, un spettacolo, oh, che figa, va, che roba! Sì, proseguiamo per Porta dei Berici, non preoccuparti se sembra un cancello di una casa privata, ti dà che sembra colpa al navigatore. Vedrai che è un percorso da panico bellissimo. Adesso, per concludere in bellezza, vuoi non farti la tangenziale? Con la bici in tangenziale andiamo a comandare, porca troia! Siamo così. Non chiedermi perché faccio ste cagate. Devo vedere il castello di Romeo a Montecchio. Anche qua come Padova non sei tanto bravi a fare i murales. Singano, ma non te che avevi altri posti a vedere. Ne valsa la pena di fare sta roba qua, dai. Vamos. Una salita assurda il castello di Romeo, perché praticamente sei a terra, cioè non siamo alti, siamo a terra, eppure non riesco a capire. E nonostante sto giro assurdo ho ancora 9 tacchette su 10 perché sto usando l'assistenza al minimo. Sentiero della Nova. Io non ho voglia di visitarlo il castello, casomai visitatelo tu, fidati che ti diverti con la traccia del Singano. Cerca nei primi di agosto, c'è qualche piccolo tratto da dover fare a piedi,
che non puoi salire così, scivoli troppo, non hai grip, è troppo ripido. Arrivati, quello è il castello di Romeo. Deve essere un qualcosa che c'entra con la guerra, una specie di... Sì, c'hanno fatto i soldati. Questa non è stata una buona idea. Bello, c'erano i fidanzatini dietro al castello di Romeo e Giulietta, ognuno col proprio telefonino. Ah, che romanticismo. Ma questo è romanticismo, curate in fondo, guarda che robe, guarda. Sì, scommesso un ristorante, vedi tu, guarda, non entro neanche, ci siete in bastiera. Il single track lì con i gradoni è stata una figata. Fuori il percorso, sì, senti che aria gelida che esce da qua. Porca miseria, senti che roba, ed è agosto. Ok, ora c'è da fare questo bellissimo punto. Ti dicono sì, vai, vieni pure con la bicicletta e sì, prega, partita per sopravvivi. Singano, perché devi fare ste robe? Non lo so perché devo fare ste robe. È tutto chiuso. Questo ragazzo è Montecchio Maggiore, provincia di Vicenza. E questo è il Duomo di San Vitale. Senti che dalle amaro, ma curate il tramonto da una parte e la ciclabile all'altra. È bellissima, guarda, col torrente a destra, un ruscello. Facciamo come che te voglia. Folta vegetazione, è infinita sta ciclabile. Oh, finalmente ho fatto anch'io sta roba che passa sopra l'autostrada. Oh, infatti dicevo sempre, ma chissà cosa fanno qui pirla là sopra al traversa poveri. Ragazzo, chiudo qui il video della bici. Ci vediamo in area camper, ti saluto, è tutto bellissimo, merita, senza stare là tanto girare intorno. Singano a questo percorso da 10, no non è vero, da 8,5, però mi piace dire 10 come borghese. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music.